Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, oggi siamo qui con Leo Voice e Sara Piccione perché oggi li seguiremo nel loro backstage del video Gli Anni, che è la canzone di Leo Voice, quella nuova che uscirà a breve con il video. Vi ricordo di seguirci per vedere tutto il backstage e in più andate a vedere il loro video appena uscirà. Un bacio, ci vediamo dopo mentre li rincorriamo. Questi momenti, quindi tu alla fine la ritrovi di qua e lei non c'è? No, quando tu ripassi di qua invece lei c'è, lei è nello stesso punto delle chiavi e si ricorda anche lei le stesse cose. Ah, ok. E questo qua è il vostro punto che vi fa ritrovare di nuovo. Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, siamo 3 ghiaccioli ma finalmente ce l'abbiamo fatta, il video è stato finito, siamo qui con i 2 protagonisti. Che dire, come vi siete divertiti oggi oltre al freddo? Che emozioni avete provato oltre ai brividi di freddo? Mi sono divertita tantissimo, oltre al freddo che ero un ghiacciolo, però sì, è stata una bellissima giornata. Dai, anche secondo me è stata una bella esperienza e soprattutto speriamo di aver fatto un buon contenuto, un bel video e a fine novembre scoprirete tutti cosa è venuto fuori da questa giornata. Siete contenti di aver lavorato insieme per la prima volta, questa collaborazione Leo Voice Sara Piccione? Sì, sono contenta. Anche io sono molto contenta, poi è molto brava, quindi niente da dire. Avete scoperto una splendida amicizia tra voi due dopo questo videoclip? Pensate che ci saranno altre collaborazioni in futuro? Speriamo di sì, io mi sono divertita tantissimo e penso anche lui, è stata una bellissima giornata e speriamo. Ma anche secondo me potremo fare sicuramente altre cose insieme, vediamo un po' il futuro se ci sarà modo di fare qualcos'altro insieme. Sì, speriamo soprattutto senza le nostre mascherine che purtroppo ci accompagnano sempre. Cosa si può dire? Direi che forse Leonardo non è stata molto azzeccata l'idea di fare con gli abiti primaverili a novembre, però dai, è venuto fuori bene. Diciamo che abbiamo patito un pochino di freddo, però dai, speriamo che il risultato sia buono. Abbiamo girato in questa maniera, in maniera tale per mostrare un po' più di stagioni, diciamo, quindi non c'era solo l'inverno, ma c'è stata anche la primavera. Bene. Oltretutto come voi avete già visto nel video, avete girato in varie location. La vostra preferita? La mia preferita penso questa. Questa, che ti sei divertita di più. Esatto. Ma allora, questa scena finale mi è piaciuta molto, però ce ne sarà un'altra che abbiamo girato vicino alle Zattere a San Basilio che secondo me è molto bella. Bene. Cos'altro dire, cos'altro non dire? Io di solito quando arrivo a questo momento del video inizio con le domande piccanti. Solo che non so se voglio fare la persona cattiva, però non mi interessa e lo faccio comunque, anche perché voi mi amate proprio per questo. Io so che queste 2 persone comunque hanno dei partner, io sono la sua e lì nelle retrovie abbiamo il suo, tra virgolette, diciamo. Lui smentisce.
diciamo che abbiamo comunque un'amicizia speciale, come direbbe la Gregoracci, nelle retrovie. Secondo te, perché comunque questo è stato un video d'amore, cioè è un video che ovviamente è finzione, recitazione, tutto quello che ne può andare dietro, quindi diciamo, secondo voi, dal punto di vista comunque o della persona che avete a fianco o dell'amicizia speciale a livello Gregoracci, secondo voi come può essersi, non so, sentita l'altra persona, se vi farà piacere vedere il video montato? Così, le domande mie, quelle stronze, io le devo fare, ragazzi, se no non sono contenta a fine giornata. Allora, non lo so, dipende da lui. Tanto vabbè, sa che comunque è lavoro, quindi non deve essere geloso, cioè. No, ma la gelosia però è una cosa normale. Diciamo, ti farebbe piacere, allora la gelosia fa piacere ma in moderati termini. Secondo te un pelino si arrabbia? No, lo conosco. No? Non penso. Ma io sono stata nel backstage, no, non siamo, tranquilla, siamo stati insieme fino adesso. No, è che io devo stuzzicarvi perché sennò non mi diverto. Lo vedo. A lei? Cosa vuoi sapere? Ma io spero di no, perché secondo me questo è solo lavoro, quindi non c'è niente di male, c'è molto peggio, nel senso, nei film. Diciamo che per fortuna non ragazzi, cioè io lo dico palese, perché sennò Hanno tolto le scene di nudo, però niente. Questo fai i conti a casa comunque. Questi sono tutti i conti che si fanno a casa. No, ma dai, a parte gli scherzi, Leonardo, per il resto tu in questo video comunque tu ci hai dovuto pensare per girare questa clip. È una cosa che comunque ti sei dovuto studiare con la stessa canzone. Come sei arrivato alla conclusione di scrivere questo pezzo? Quindi come mai hai deciso di scrivere proprio questo pezzo? E come mai hai voluto fare questo clip con la Sara? Beh, allora, innanzitutto perché ho deciso di scrivere questo pezzo, intanto ovviamente l'ho scritto insieme all'LC, che è un mio amico di Roma, e poi parleremo di chi ha girato il video, di chi monterà tutto, che è Marco, però dopo gli passeremo la linea. Rispetto alle altre canzoni, questa è una canzone profonda, ho deciso di scavare un po' più dentro di me e tirar fuori più emozioni, diciamo, rispetto alle altre canzoni che sono un po' più hit estiva, diciamo. Infatti anche il periodo è giusto per fare una canzone d'amore, dai. Diciamo che io da tua fan devo dissentire, perché tu sì hai sempre fatto più hit estive, però ricordiamo una tua canzone Scatole di scarpe, che era una canzone tra virgolette love, anche se aveva un ritmo pop, quindi non è propriamente la prima canzone love che fai, solo che hai semplicemente cambiato il ritmo. Come mai hai voluto fare proprio questa adesso così? Ma perché secondo me uno quando scrive una canzone la scrive quando è il momento di scriverla, quando sente delle cose prende un foglio e una penna e comincia a scrivere. Poi vabbè, ti rispondo anche sulla domanda della Sara, perché la Sara è un'immagine pulita che mi piace, insomma c'ha un bel seguito di persone giovani, belle, pulite, quindi secondo me era la persona adatta con cui girare questo video, quindi questo è il motivo. Ma il titolo Gli anni può essere, cioè, puoi dirmi tu se sbaglio, magari anche ricollegato al fatto che comunque tra Sara è una ragazza molto giovane, quindi comunque gli anni sono anche gli anni della vita presso una persona con la quale alla fine purtroppo non stai più, quindi può essere anche per questo che hai scelto Sara? Sì, esatto, poi gli anni, la storia, secondo me, il bello di questa storia, di questo testo, che si può immedesimare chiunque, capito? Sia della sua che la mia e anche di più. Quindi questo è il bello di questa canzone, secondo me. Sì, quindi comunque avendo un bel significato, secondo te Sara che ha un arrivo migliore e magari le ragazze che si sentono più sole, i ragazzi, poteva dare un aiuto maggiore, diciamo, anche a chi si sente più triste la sera? Diciamo che secondo me sì, è proprio il discorso che ti dicevo prima, molte persone si potranno immedesimare in questo testo, vivendo il proprio momento. Io mi ricordo quando ero più piccolo sentivo delle canzoni, mi piaceva immedesimarmi e le ascoltavo tante volte. Quindi ho avuto il desiderio, siccome è un genere che a me piace molto, questo stile di musica, ho detto per questa volta, perché non provare a farne una io? E così è nata Gli anni. Bene, molto bello, sì, comunque anch'io sempre fin da piccolina, tuttora, io sono una grandissima piagnucolona, ma voi lo sapete, tuttora quando ascolto le canzoni che mi piacciono mi ci sogno sopra e piango come una fontana. Lo fai anche te per caso? No. La Sara non sogna, ma almeno sogni con le canzoni. Sogno, oddio, io ascolto canzoni un po'... Allora, diciamola così, Sara Piccione Automa.
No, dai, sto scherzando. No, ma comunque il tuo genere di canzoni, ci sarà una canzone un po' più speciale che ti porti nel cuore, che quando l'ascolti te lo fa un po' palpitare? Questa? Vabbè, abbiamo già capito che Sara ama molto questa canzone, considerando la risposta. Vuole cantare? Vuole cantarlo lei un pezzettino nel frattempo? Visto che la conosci. La conosci? Vuoi cantarne un pezzo? No, perché non la... Tu puoi cantare un pezzo. No, io non canto, è da penso un annetto che mi chiedono di cantare davanti a questa telecamera, ma io non canto davanti a nessuno, quindi mi dispiace. Mi passo la palla al balzo, abbiamo qui il cantante, quindi prego. No. Un piccolo spoiler. Può spoilerare così. Ma tanto questo esce insieme alla tua canzone, puoi spoilerare, vai. No, non si può. Bene amici, direi che alla fine... Marco? Bene, adesso si uniranno il videomaker che ha seguito il video originale, quindi il video che dopo uscirà come video ufficiale. Invece noi, come sapete, abbiamo seguito tutto il backstage, che adesso verrà qua con noi, si metterà qua a fianco a Sara. Bene, ti sei divertito oggi? Ti sei stancato? Sì, mi sono stancato, sì, mi sono divertito, diciamo. No, Alla voce sento più stancato io però. sì. I tempi erano brevi, siamo riusciti a fare comunque tutto quello che serviva, speriamo. Lo vedremo poi col montaggio. Comunque sono stati bravi, siamo riusciti a fare abbastanza velocemente tutte le scene. Dai, mi ritengo soddisfatto, spero che siano anche loro e poi vediamo il risultato. Sì, beh, diciamo che comunque hai avuto due protagonisti, diciamo, d'eccellenza, quindi è anche per questo che sei riuscito, secondo me, a fare le cose bene, perché alla fin fine, quando il materiale, che in questo caso sono i nostri due artisti, è buono, viene fuori non facile, perché voi avete visto nel backstage che lui è solo con la telecamera, poi a casa c'è una questione di montaggio, di sincronizzare il suono, che è terribile. Ma come siete arrivati? Perché tu e Leonardo avete collaborato già a un altro progetto, Pampero, che era la sua hit estiva appunto di quest'anno. Come siete arrivati da Pampero, che comunque ha un ritmo incredibile, che è una canzone che sì è sempre non è proprio love, parla di due ragazzi che si incontrano, però come mai siete passati da Pampero, che solo ascoltarla, io mi ricordo il TikTok, è stato il mio incubo, agli anni? Beh, questa è una domanda un po' che dovrebbe essere rivolta a lui, a Leo. Comunque, un artista quando decide insomma di fare brani, musica, è giusto che rispecchia un po' quello che si sente, e quindi in base ai periodi, magari quindi d'estate, brani più felici, più ritmati, ha anche brani giustamente così d'amore, visto che magari ha il periodo giusto che li ispira, e quindi abbiamo insomma un artista che segue un po' l'andamento musicale, e giustamente se uno fa brani li fa sia in un modo che nell'altro, diciamo così. Tu sei anche il responsabile comunque della registrazione audio di Leonardo, giusto? Sei tu quello che l'ha registrato e ha editato la sua voce per poterla finire e mettere ad hoc per riuscire a fare la canzone giusta che uscirà su Spotify e su tutti gli altri canali appunto musicali, e che sarà montata sopra questo videoclip. Sì, allora loro mi hanno presentato il brano, dopo un'analisi insomma abbiamo aggiustato un po' di cose, abbiamo registrato le voci, abbiamo fatto il mix e tutto quanto, il mastering, e quindi sì, alla fine da questo prodotto facciamo le solite uscite su Spotify, iTunes e così via, e andiamo avanti con le produzioni così, certo. Io ho capito l'ultima parte, perché tutta la parte quella meccanica che mi sai come hai fatto io non l'ho capita, forse perché non sono del mestiere. Scusate, ma io se le cose che sa lui farei io musica. Bene, adesso purtroppo diciamo che ci manca un pezzo di tutto questo grande progetto, che farà le sue veci Leonardo, che lo saluterà per noi, e dopo questo ci saluteremo. Beh, io allora, come ho detto prima, ringrazio l'LC, che è il mio carissimo amico da un decennio ormai, abbiamo fatto un sacco di viaggi insieme con i ragazzi di Vigimania. Prima collaborazione che facciamo insieme, me l'ha chiesta, io ho detto assolutamente di sì, e quindi niente, in bocca al lupo a me, in bocca al lupo a lui, in bocca al lupo a Marco, a tutti, a Sara, e speriamo che questo pezzo vi entri dentro.
Bene, dai, allora direi che abbiamo fatto tutti un lavoro magnifico. Speriamo che vi arrivi ai cuori, che vi arrivi ovunque. Speriamo che voi la gradirete. Comunque, da questo video lo vedrete una volta già uscita la canzone. E qua ci saranno appunto i nostri piccoli spoiler. Dopo, se siete interessati a conoscere altro sui nostri due artisti, basta che ce lo dite e noi vi faremo conoscere meglio la loro vita. Adesso, amici di GD Ferro Team, qui come potete vedere è buio perché è tardissimo. Io vi do un grandissimo bacio e al prossimo video. Un bacio a tutti!